Così, sono Tony. Intanto, guarda che meraviglia dei fiori, che sì, una roba spettacolare. La magnolia, e in fondo le ha albicocco e prugno sullo stesso albero, sì, sulla stessa pianta, anche se albicocco e prugno, una roba spettacolare. E ora mi si è venuto in mente due robette da sontare al discorso che ha fatto mio fratello Spartaco sul Casteo, vi ricordate? Esiste questo Casteo, noi altri siamo tutti contenti che abbiamo costruito questo bel Casteo e beh, ho sicuro che nessuno va a entrare, te ga passare col ponte levatoio, mi decido mi chi entra, chi che non entra, per star sicuri. E invece c'è qualcuno che ruba, e c'è i ladri che e gli e riesce a entrare. E allora la famosa frase dice il ladro ha i giorni contai col paron del Casteo se in corto che qualcuno ruba e il ladro ha i giorni contai, i di contai. Perché? Perché io comincerò a cercare e cercare qua e cercare là, alla fine lo trova il buso dove il topoin entra dentro per rubare il formaio. E allora cerca e ricerca, io trovo e dopo io serra e così i padroni del castello, e dopo si contenti, anche se il ladro riprova da un'altra parte, riparte tutto il discorso un'altra volta. E la frase dice anche, finisce con quindi il ladro che ai giorni contai quando che il padrone del castello ha scoperto che c'è qualcuno che roba, perché a quel punto si metterà in condizione di trovare da dove che entra il furbastro e che sarà il buso e scoprirà quel di là che io trova il buso, il pertuso da dove entrava il topoin malefico, io, e scoprirà che cosa? Che quel buco io ga lascia aperto, io e il parole casteo o ga lascia aperto, perché o ga lascia aperto? Per un falso piacere. Che vuol dire? Che vuol dire? Falso piacere vuol dire che è parte come un piacere e finisce come un dolore. È come è il pomo di Biancaneve, bello, per fora. Ma dentro che sei? E il vai così che te mori. Che però non te mori veramente perché dopo arriva il bacio del vero amore e là Biancaneve si risveglia. Però intanto te passi un brutto quarto d'ora. Questa sia a favola, no? Eh sì, un qualcosa che parla della nostra vita, di tutti i giorni, tutti i giorni, così, tutti i giorni ne presenta dei bei pomi di Biancaneve e no altri baucotti, mangiamo tutto e dopo che abbiamo le conseguenze. Ma mi voleva soltanto due pensieri su questa frase qua, uno per la fase prima e uno differente. Quello della fase prima è questo. Abbiamo detto prima che il paron, il ladro di contai quando il paron si incorse che qualcuno si dio rubare dentro nel suo bel castello che sembrava tanto bello sicuro e invece che c'è qualcuno che entra. Sì, però bisogna considerare anche un altro discorso, che ti, nella fase precedente, che ti te si, prima di questa fase qua, ti te si il parone castello, te ha una fase ancora prima di quella che ha detto mio fratello, a fase dove ti te credi che il castello sia sicuro. E là uno dice, te si bello sereno, bello tranquillo, perché non ti si incorto che qualcuno che ti ruba. Allora, se poteva dire il ladro perfetto, se quello della prima fase, no? Perché
nella prima fase il ladro se veramente perfetto perché ti ruba tranquillamente senza problemi perché non te incorsi. Ma che sei un ladro ancora superiore a questo se vea. Il ladro ancora superiore è quello che ne ruba e noi altri siamo altri che lo femo entrare dentro nel castello. E il ladro suona il campanello, noi altri lo femo entrare contenti o addirittura siamo altri che andiamo a casa del ladro a portare i nostri schei, a portare tutte le nostre robe più preziose. E io ruba tutto e noi altri siamo contenti di essere derubati. E questa è una roba fantastica perché molte delle situazioni che noi altri viviamo è proprio così, siamo noi altri proprio entusiasti di dare ai delinquenti la nostra energia, i nostri schei, il nostro affetto, il nostro amore, quello che sia, non ha importanza. La nostra fiducia. Pensiamo ai governanti, per esempio, per farne una. E noi andiamo a fare manifestazioni, e famo le guerre, andiamo a combattere per i nostri governanti, per il nostro re. Il me sovrano è meglio del tuo, e mite, copo e subotte e bastonare tutte le guerre, se sta fatte così. 99% e tutta gente contenta che andava, che diceva non abbiamo ragione, è colpa di austriaci, è colpa di italiani. Ma svegliamo, ma siamo proprio indormensai, imbambolai, seguiamo da svegliare. Quella è la parte più pericolosa, quando che noi altri volontariamente chiediamo la fiducia, chiediamo i schei, chiediamo qualcosa, l'affetto, l'amore, pensiamo a tutti gli innamoramenti. Proprio, che sia anche stato il proverbio, è molto bello, l'innamoramento rende l'uomo cieco. Ma poi, il matrimonio, adesso non c'è più di moda, si può dire convivenza, matrimonio, bara con convivenza, a fare il miracolo. A te li dà la vista, improvvisamente, ti vedi, ma cosa hai combinato? Ma chi sei sta qua? Ma io questa qua è un'altra persona, ma si è trasformata, non sei la stessa di prima. E ha lo stesso di tia. Se tutto così, ma vogliamo ampliare il discorso. E società, fai società, è la stessa roba. Come dici, ma sto qua è il socio che mi ho scelto anni fa. Che se devo rubare a tutto il che non lavora, che non fa le robe che fa su me. E io andiamo d'accordo di fare sta roba insieme, no? Mi fa solo di qua, te fede a, e invece non è così. Tutto un litighio, tutta una baruffa. Ma perché questo? Perché non siamo maturi dentro. Svegliamoci. Intanto cominciamo a capire che c'è questa fase importantissima dove noi altri volontariamente si buttiamo proprio nei fauci dei leoni e se femo del male. E quella è la parte più difficile. E dopo da questa deriva la seconda frase che volevo dirvi. Quando incontriamo qualcuno bisogna che capiamo quello in che fase è. Facciamo un esempio. Diteci il parole del castello e te ha scoperto che sei il ladro che ero. Quindi te avevo una fase in cui te eri ti che te portai al ladro. Dopo te ha svegliato e hai detto no, mi basta, non ne porto più niente. E allora te ha chiuso bene dentro del castello e lì la tua ricchezza aumenta. A un certo momento che succede? E il ladro comincia a rubare. Allora te ne cerca, te scopri dove che te ha rubato, te seri il muso 2, 3, 4 volte. A un certo momento basta. Ora, se te sei uno che te sei Dio, te sei nella fase che ti combatti contro il ladro che ti ha scoperto che ruba dentro del castello, dopo deve fare il castello e ti incontri un amico. E io sei sua fase invece che sei contento del suo castello perché sei convinto che il suo castello sia più sicuro. O addirittura sei ancora nella fase che porta proprio lui schei al ladro. Perché è un'opera buona, perché siamo sicuri di fare una roba santa, perché femo del bene, femo del volontariato, femo delle robe. E intanto la nostra energia va su dei mani che dopo si pentimo, è questione di tempo, ma dopo si pentimo. E allora ti vedi sto qua che sei tutto infervorà di portare la sua energia su dei punti sbagliati
Perché ti ha già fatta quell'esperienza, te la conosci quell'esperienza. E allora te che parli, no? Te vuoi bene, te che dici, guarda che attento perché ti perdi energia, ho fatto anche a me che esperienza la prova, sta attento, ragiona bene, misura bene tutto quanto, pensa che bene, perché te fai mai. Quello là, secondo voi altri cosa sei che fa? Ti attacca subito perché io sei contento del suo partito, della sua religione, della sua famiglia, di quello che sia. Sei contento del parassita che lui ha scelto di adorare e di farsi parassitare. Sei contento? Ti ha scoperto che quello è un parassita, ma io ancora non l'ho scoperto. E ora che cosa fa? E te viene incontro e ti attacca. Come se te fossi ti è il problema. Ma ti in buona fede ti si devo contare che guarda che mi ha cosa fatta, che esperienza là, guarda che sei una fregatura, non sta andare qui a quella bottega perché ti frega, ma io sei amico di quello e anche qua cosa andiamo a scoprire? La stessa roba di prima. Perché fimo queste stupidate qua? Perché? Perché che sei un falso piacere. Sempre amica di Biancaneve. Dici qualcosa che non altri. Un gusto dentro, che ci imbambola. E ya, te si frega. Ma sei come quel, che sei un parassita, una specie di pipistreo, che sei in Sud America, che ha un anestetico sulla saliva. Che io va là sulle zampe sulle sate dei mucche dei buoi, e c'è là e tenta di infilare dentro i denti per succhiare il sangue. No? È soltanto che il bove e batte a sata e lo butta giù. E allora cosa si va a inventare? Il pipistrello ha un anestetico sua saliva e va là che mette prima un poco di anestetico e dopo che impianta i denti per succhiare il sangue. E se questo e noi siamo compagni, noi altri o femo su altre persone in certe situazioni siamo noi altri i parassiti, i pipistrei. E in certe altre situazioni, tante di più, purtroppo, siamo il bue totolò, che si fa succedere il sangue. Basta che si svegliamo. Volevo solo dirvi questo pensieri qua. Vi saluto tutti quanti, in mezzo a sti fiori stupendi che sei, mattina presto, buon'ora, tante belle cose, a risentirsi. E tosati, stiamo in campana qua, siamo sempre in pericolo. Saluti, Radicio forever.